Ben ritrovati, finalmente è di nuovo venerdì. Purtroppo la settimana di Diffusion si chiude qui, ma noi la chiudiamo alla grande perché come sempre, come ogni venerdì sera, andiamo a ballare assieme. Andiamo altra volta, andiamo io, voi e Franz. Hai fatto sudare 7 camicie, Melissa, questa sera. Non ti sto dietro. No, Franz, non è vero, non dir così. 2 arieti in una trasmissione televisiva, ma si può? Si può, e vedrai che serata che facciamo stasera. Per rivederci, Melissa. Allora, andate sul canale 90 di TV su Digitale Terrestre e su YouTube, Franz? Su youtube.com/sabato travolta. Se posso disturbare, ragazzi, noi dovremmo cominciare TV Travolta in questo momento. Eccoci qua. Ma che è tornata la Melissa? Buonasera. Ma sei viva? E come viva? Veronica riconfermatissima. Sì, sono ancora qua insieme alla Melissa stasera? Cosa fate sul letto questa sera? Scusate, voi due. Avete sonno, no? No, assolutamente, non credo. Lo sapete perché siamo sul letto? Perché stanotte parleremo delle 50 sfumature, non di grigio, ma di travolta. Quando bevi sorridendo non puoi trovare che? Giulia. E poi? Linda. La Melissa, che è particolarmente curiosa e sente questa rivalità fra donne. Cosa vuoi chiedergli, Mela? Allora, dai, sarò buona. E posso chiedere? Allora, ti volevo chiedere, ti piace, sei una ragazza più sensuale, romantica o trasgressiva? Romantica, anche se non è vero, però. Delle tre se devo scegliere. 50 sfumature di grigio è un libro di L.A. James dove Christopher Gray, giovane imprenditore, convince una giovanissima Anastasia Steele, studente, a fare giochini strani nella cosiddetta stanza dei giochi. Leggiamo adesso 2 passaggi molto salienti di questo libro. Mi manchi davvero, voglio che fra noi funzioni, ma sono terrorizzata dall'intensità di quello che sento per te e dal sentimento oscuro in cui mi stai portando. Quello che mi offri è erotico e sensuale, io sono curiosa, ma ho anche paura. E invece tu, te, Giulia? Tra le tre scelgo anche romantica. Romantica. Scusa un attimo, te Melissa è romantico oppure trasgressivo? E in mezzo. In mezzo? Cioè vorresti essere in 3 in mezzo con 2 uomini? No, dai. No, uno me lo è faccio rossa. bastare. Renato, inquadra che è tutta rossa, guarda. Sono queste le parole di Anastasia Steele, appunto la giovane studentessa che poi replica. Sono felice che tu abbia detto di voler provare a darmi di più. Ho solo bisogno di riflettere su cosa significhi di più per me. A questo punto lui, Christopher, dice: fuori dalla stanza dei giochi mi piace che tu mi sfidi. Questa è un'esperienza nuova, un aspetto che non cambierei mai. Lo spettacolo, ragazzi, non si ferma mai. Questa notte su TV Travolta conosciamo le Travolta Girl che sfileranno in intimo. Però con Veronica, che è una quasi psicologa, facciamo un attimo di ripasso sulle cose strane. Tu hai mai fatto cose strane col tuo lui? Oddio, sì, dai, capita. Ma strane? Abbastanza, dai. T'ha sculacciato? Non si può dire, dai. Sto rifacendo questa scena da almeno 54 volte perché abbiamo avuto questo fermo tecnico di Melissa che adesso però ci spiega velocemente come una speaker nazionale dove ci si può rivedere. Su internet, prima cosa. Allora, su youtube.com/sabato travolta. Sul piccolo schermo invece? Invece sul piccolo schermo, sul digitale terrestre, canale 90 di TV. Ti teniamo. Melissa Gringa Bordot su TV Travolta. Veronica, cultura generale, vai. Chiediamo il fetish. Cominciamo con lei. Devo dire cos'è? Sì, certo. Non saprei, no. Ti arrendi? Soluzione? Fetish è l'uso di oggetti e abbigliamento particolare. Più applicazioni pratiche. Le nostre inviate questa notte, ragazzi, veramente promettono fuoco e fiamme. I protagonisti adesso siete voi. Io vi lancio Veronica, Melissa e la nostra Super Sara per le interviste. Allora, se ti dico voyeur. Se mi dici? Voyeur. 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 Ok. Voyeur significa uno voglioso, con delle voglie. Guarda, Uno
siamo vicini. volenteroso, con del carattere. Se ti dico Abbracciarvi anche che ci siamo. abbracciamoci. In sostanza, tu ti ecciti quando guardi qualcuno fare sesso? Non mi è mai capitato. E io non ho mai visto nessuno fare sesso. Quindi non sei voyeur. Un guardone, un guardone, ho capito, va bene. Non mi è mai capitato. Le statistiche oggi ci dicono che 6 giovani su 10 non usano precauzioni durante l'amplesso sessuale. Fare sesso è bello, fare sesso è vita, però proteggiamo la vita, usiamolo sempre. Se ti dico bondage. Bondage. Bondage non è una perversione? Non lo so cos'è però. È una perversione sessuale Che che si riguarda... vestono di pelle, con le catene, le fruste. Beh, di solito nel bondage si usano le corde, ci si lega e si prova Ci piacere. si lega addirittura con le manette. Si prova piacere attraverso le corde e la sodomizzazione. Fantastico, no, mai capitato. Va bene, la lezione è finita, ti lasciamo il tuo divertimento. Posso farle una domanda adesso? Prego. Mi vuoi sposare? Ciao, ascolta, facciamo un'intervista per TV Travolta. Fumate un secondo, facciamo un'intervista per la TV. Conoscete per la TV Travolta? Facciamo un'intervistina. Franz, tu fai sempre le domande agli altri, ora te ne faccio una io a te. Dominante o dominato? Credo di avere comunque raggiunto la pace dei sensi ormai. Se dico bondage, Bondage cos'è? Je ne sais pas. Te lo sai però. Bondage è qualcosa di molto trasgressivo, di Sono tutte trasgressive qui, ma in particolare... quando si usano le catene, gli oggetti che vengono per la prostrazione. Sì. Ora le ha usate? Secondo me qualche devianza te ce l'hai. Mettere il preservativo è un gesto d'amore sia per voi che per la persona con la quale state facendo l'amore. Vi protegge da ogni malattia sessualmente trasmissibile e dalle gravidanze che non volete. Allora, il posto più strano dove hai fatto l'amore? Alle cascate di... non mi ricordo, qua vicino. Comunque delle cascate, in mezzo all'acqua. Bello? Sì. Una cosa da provare. E... Ok. Invece, vediamo, ti è mai capitato di essere legata? Di essere? Legata? No. Una domanda, vieni. Con o senza preliminari? Terza domanda di cultura. ultima ménage à trois. Cos'è? Non lo saprei. Ti nascondi? Vieni qua, vieni qua. No, perché si nasconde, ragazzi, perché sarebbe ménage à trois. Trois. 3. Una cosa 3. Te la faresti una cosa 3? Mai. Te la faresti? Mai. Te? Beh, diciamo se sono io e lui e Federico va bene. Ci può stare. Su TV Travolta. Dai che svegliamo, ragazzi, andiamo. Sono 548 pagine, il libro 50 sfumature di grigio. Queste pagine so che le ha lette quasi tutte la nostra Silvia, la nostra super fotografa. Silvia, quanti capitoli mancano alla fine? Ma abbastanza in realtà, però dai, ho ben un po' intuito la storia. Spero Tu hai fatto zapping, credo, tra i capitoli, vero? Sei passato un po' di qua? Ho letto quelli più interessanti, devo dire. Se ti dico spanking, cosa vuol dire? Cosa ti viene in mente? Bullet ti fa male, Bullet ti fa male. Quello con la bicicletta. Uguale. È quello sport lì, dai. Cioè quello che fai a ritmo di musica con la bicicletta. Quello è lo spinning. Bravo, è quello lì. Voto di memoria. Voti di memoria. Infinito. Infiniti voti di memoria. Voto spensieratezza. Lì, ti giuro, se mi dai una sculacciata adesso hai vinto. Ti do, Ti giuro hai sfondato la macchinetta, era la urletta, l'ha sfondata. Bam! Gettoni Teppetto del pollo! È lui!
l'effetto del polling, per tramite del tipo voto spensieratezza, voto. Allora, no, aspetta. Ma se incontrassi questo Christopher Gray che ti chiedesse di essere sottomesso, tu cosa faresti? Beh, se fosse così come ha presentato, volentieri, caspita. Ma ti è mai successo di farti sottomettere? Sì, E cosa hai fatto? Ti ha frustato? quasi. Ti ha sculacciato? Sì. Si chiama spanking, prima l'abbiamo spiegato con Melissa. Dove l'hai fatto? Il posto più strano dove l'avete fatto? Il posto più strano in un ristorante. Dove? Nel bagno. E gli altri aspettavano? Ovvio. Com'era la cena? Buona? Sì, anche il dopo. Con un po' di pelle d'oca. Cosa hai fatto, Veronica? La pelle d'oca? Sì, hai visto Fran? Si Ma nota. sono io per caso che ti faccio venire la pelle d'oca? No, veramente perché ho freddo. Grazie. Però scusami. Grazie per il complimento. No, terrò conto per la prossima stagione. Sì. Velocemente diciamo dove possiamo rivederci, ragazzi. Su youtube.com/Sabato Travolta e sul canale 90 del Digitale Terrestre di TV. Veronica Rossi, TV Travolta. Ce l'avete richiesto, ragazze, l'avete visto nella puntata precedente, il nostro super barman Mirko Mozzillo, ed eccoti ancora, rieccoti, soprattutto nudo per le tue ammiratrici. Mirko? Vado bene? Benissimo, adesso so loro che devono dirlo. Posso Sì. andare? No, scusa, rimani con noi perché facciamo cultura, facciamo informazione. Melissa, parliamo del S&M, sarebbe? È stato maso. Se ti dico 69, cosa ti viene in mente? Che cosa? Dai. La ruota di Napoli. Sì. Di Napoli. Ah, quindi non sei malizioso. No, poco. Bravo. Il lancio di Apollo, niente, quelle cose lì ti vengono in mente. Sai che mi viene in mente? Niente, ok, basta. Ah, va là, che è meglio. Chiudiamo. Per esempio, come vorresti farlo il sadomaso con lui? Di schiena è meglio, fa più male. Mirko, puoi girarti, scusa? Sì, puoi girarti. Aspetta, Melissa, dai, forte. Ti sei scoperta stavolta. Stiamo facendo le acrobazie per farvi divertire. Tutta la settimana possiamo rivederci su DTV, canale 90 del Digitale Terrestre. su internet, online. youtube.com/Sabato Travolta. Gianluca, grazie per tutto. Grazie Gianluca. Ciao. Più che di bondage, qui si parla di abbondage. Bella. Sara Lombardini, se io ti dicessi 69, tu cosa pensi? I cavalli della mia macchina. Oppure per esempio l'anno quando venne lanciato l'Apollo 12 degli americani. Ovvio, anche quello sì. Oppure, dai, chi perde paga, E la paga so io cos'è stasera. Il numero civico dell'appartamento delle mie vacanze di quarto superiore. Sì, per esempio l'anno nel quale Gheddafi prese il potere in Libia. Melissa e Veronica, state su un piano, mi raccomando, professionale, perché ci sono i California Dream Man, ragazzi, che spettacolo. Come si diventa spogliarellisti? Se lo chiedi me, non so neanche io come sono arrivato. Te sei molto vestito, però per il momento mi sembri molto vestito, fuori freddo. Fase di riscaldamento all'inizio, sì, poi dopo. Siamo con te, non ti preoccupare, siamo tutti con te.
Non sento le donne, mi serve l'urlo delle donne! California Dream, Yaro e David, questa notte solo per noi le 50 sfumature di Travolta. Come hai cominciato a fare lo strip? Ho avuto la proposta, prima cominciavo con la moda, le sfilate, pubblicità, e poi ho avuto proposta e sono entrato dentro e vai. Quest'ambiente. È una raccomandata secondo me. Si può essere fidanzati, si può essere, diciamo, felicemente con l'amorosa, con la ragazza, pur facendo questo lavoro? Scusa la domanda, però sono molto curioso. Sì, mia fidanzata. La Veronica. Sì. Ragazzi, cerchiamo un'altra valletta, se volete scrivete su Facebook perché una l'abbiamo persa. Grazie ai California che mi hanno insulato la valletta. Ci vediamo. Ragazze, se volete continuare dovete farlo sentire, ragazze, vi serve l'urlo delle donne! Allora proseguiamo, così va bene. Travolta! E non sento bene, non sento, ragazzi, tocca a voi, dai! Fatemi sentire! Urala! Questa notte. Le sorprese questa notte, ragazzi, non finiscono mai, come ogni sabato notte. Travolta, Cesenatico, conosciamo? Liliana. Tu lavori col fuoco e col ghiaccio e fuoco. Questo connubio viene da? Artifici sono. Addirittura artifici? Sì, sì, sì. Come hai imparato questi giochi? Così. Che lavoro fai nella vita a parte questo? Fai un altro lavoro? Certo. Cosa fai? Sono agente commercio. Ah, agente commerciale, quindi fai marketing, vendi? Sì, sì. Dove vivi? A Bologna. Però sei nata a? Romania. Tra poco la vediamo su TV Travolta. Ecco l'ambiente, l'aria diventa veramente bollente. Yaro, California Dream, in questa notte sessualmente divertente. Ragazze, fatemi sentire! Dico fetish. Tu cosa mi rispondi? Tentazione. Poi? Segreto. Sì. Moda. Insomma, ti piace? No. Beh, però ogni tanto. Però il pensiero c'è. In fondo, come si dice nella vita, prima o poi bisogna provare tutto. Scendono insieme.
Le accompagniamo con l'applauso, mi serve, forza! Tutto si prepara per lo spettacolo top, piccante, seducente, coinvolgente, ma non sento l'applauso, voi! Grande Curi. Dato l'altissimo aspetto culturale di questa puntata, non era purtroppo possibile farci stare tutto, per cui abbiamo deciso ovviamente di spostare, di rimandare alla prossima settimana. Ringrazio chiaramente Veronica, ringrazio Sara Super Abbondage e ringrazio, bentornata ancora Melissa Gringa Bordot. Ciao a tutti, buonanotte! E anche questa settimana di Diffusion è finita in bellezza come ogni venerdì, perché siamo stati insieme in discoteca. Non mi rimane che augurarvi un buon fine settimana, ovviamente in compagnia dei programmi di DTV. Quanto a me, ci rivediamo lunedì. Ciao!